I carabinieri di Favara hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo uno studente quindicenne del luogo per porto abusivo di armi ad oggetti atti ad offendere e segnalato alla prefettura di Agrigento per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. L'intervento dei militari dell'Arma dei Carabinieri, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo di Palermo, è avvenuto in piazza Don Giustino, dove hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare il giovane, trovandolo in possesso di un tirapugni in acciaio di genere vietato e di 2 involucri contenenti complessivamente 11 grammi di hashish. Nella stessa sostanza i carabinieri hanno segnalato alla prefettura di Agrigento anche una donna tunisina di 33 anni residente a Favara perché trovata in possesso di 3,5 grammi di hashish e cocaina a seguito di perquisizione veicolare. Il tirapugni e le sostanze stupefacenti rinvenute sono state poste sotto sequestro.